Buongiorno, io sono Vez e benvenuti in questo nuovo episodio di Pillole di economia. Oggi parliamo di un argomento molto importante che vi avevo anche un po' già spoilerato nel precedente video di Pillole di economia. Si tratta del credito al consumo, ma nel dettaglio, che cos'è? Partiamo da un presupposto diverso da quello del video sul mutuo. Infatti, in quella puntata abbiamo detto che le famiglie di solito hanno sufficiente denaro per far fronte alle spese quotidiane o comunque piccole spese, ma non ne hanno abbastanza solitamente per fare grandi acquisti come ad esempio gli immobili. Ecco, questo non è sempre vero. Le famiglie non sempre hanno sufficiente denaro, purtroppo, per fare anche i piccoli acquisti. Io spero vivamente che non si senta la finestra che sbatte della vicina. Quindi queste famiglie che cosa fanno? Devono farsi anticipare i soldi da una società di credito al consumo. Facciamo attenzione però perché le società di credito al consumo non sono solo le banche. La logica è più o meno quella della scorsa puntata, quindi chi non l'ha vista la trova qui sopra, piccolo spoiler. Chi ha bisogno di denaro sottoscrive un prestito e il prestito gli viene dato immediatamente in denaro e verrà rimborsato dalle famiglie nel tempo. Però ci sono diverse modalità con cui questo può avvenire. La prima si chiama credito al consumo finalizzato. Questa prima strada si sceglie per comprare un singolo bene, che può essere una macchina, una televisione, qualsiasi cosa. La cosa curiosa di questa prima modalità è che i soldi non vengono dati direttamente alla persona che sottoscrive il prestito. La società di credito al consumo, dopo avervi fatto firmare il contratto, darà questi soldi direttamente al venditore. Il venditore darà a voi il bene e voi avrete un debito verso la banca. A questa modalità si contrappone il prestito personale non finalizzato. Come potete ben capire dal nome, questa seconda via si contrappone alla prima perché i soldi finiscono direttamente nel mio conto corrente e non devo giustificare nessun acquisto. Quindi nel primo caso, se chiedo 50.000 euro per comprarmi una macchina, mi danno direttamente la macchina. Nel secondo caso, se chiedo un prestito di 50.000 euro, mi danno 50.000 euro. La terza via è il prestito contro cessione del quinto dello stipendio. Può sembrare difficile, ma non lo è, ci arriviamo. C'è una piccola differenza con la seconda via, che è il fatto che viene coinvolto anche il mio datore di lavoro. Con questa modalità, il mio datore di lavoro tratterrà direttamente un quinto del mio stipendio per darlo alla banca, senza passare da me, quindi senza darmelo nello stipendio. La quarta ed ultima modalità è l'uso delle carte di credito revolving. All'argomento carte di credito corrisponderà sicuramente un altro video più avanti, però accenniamolo. L'utilizzo della carta di credito funziona più o meno così. Io vado da un commerciante per fare un acquisto con la carta. Non sto spendendo io questi soldi, li sta spendendo direttamente la banca. La carta di credito infatti è detta anche pay later. Perché? Perché io non pago subito niente, pagherò dopo la banca. Quindi ogni volta che utilizzo una carta di credito sto facendo pagare la banca per una cosa che sto comprando io, quindi mi insorge un debito verso la banca. E come funziona alla fine? Ovviamente la banca li rivuole indietro questi soldi. Tu puoi pagare a quote fisse ratealmente ogni mese. A fine mese dovrai semplicemente pagare la rata per saldare il debito che hai con la banca. Anziché pagare subito qualcosa, tu fai pagare la banca, così dovrai pagarlo successivamente. Questo meccanismo funziona molto bene per le persone che sanno che alle spese che sto facendo corrisponderà un certo guadagno e quindi con quel guadagno potrò andare a coprire il debito che ho con la banca. Vi faccio un esempio terra-terra. Se sto investendo 500 euro per fare pubblicità al mio prodotto, questa pubblicità mi porta 1000 euro di guadagno, avrò il mio guadagno col quale potrò pagare la banca per i soldi che mi ha anticipato. State molto attenti però, perché in genere c'è la fregatura. Tutte queste modalità di prestiti personali hanno tassi di interesse parecchio alti di solito. Il mio consiglio in conclusione è quello di usare con moderazione questi strumenti perché possono essere molto pericolosi. È saggio usare queste 4 vie se sei sicuro che riuscirai a pagare la banca alla fine del mese. Altrimenti si innesca un circolo vizioso nel quale sono più i soldi che dovete dare alla banca che i benefici che avete avuto dal farvi anticipare quei soldi. Bene. Per questo video è tutto, io vi invito a iscrivervi, lasciare like, mettere la campanellina, commentare, ci sono un sacco di cose da fare, fatele. Guardate anche le schede a fine video, ci saranno tra poco. Io vi saluto, qui da Vez è tutto, ciao!